Nell'ambito degli eventi inseriti nel 74° Mandorlo in Fiore, l'inaugurazione a Villaurea della mostra fotografica di Annalise Macchionne, The Human Temple, artista con un passato da giornalista, una vocazione per i viaggi, FIA pluripremiata e autrice di progetti innovativi, capaci di guardare con il suo obiettivo dentro le cose, percepite secondo il suo sentire, un anno di lavoro in cui l'artista ha fotografato i momenti più importanti e significativi del lavoro svolto all'interno della Valle dei Templi nelle sue varie articolazioni, la campagna di scavi, la raccolta dell'uva per il vino Diodors, dell'olio della valle, gli show cooking, momenti di intrattenimenti vari. Questa mostra, poi in realtà il progetto che c'è dietro la mostra nasce un anno fa grazie a una residenza d'artista che ho vinto qui con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Avevo presentato un progetto nel quale si voleva mettere il focus, si voleva dare attenzione principale alle persone che rendono viva la valle, quindi la valle non intesa soltanto per le sue bellezze archeologiche, insomma, che sono più che note, ma soprattutto per le persone che appunto rendono queste bellezze sempre vive, sempre attuali. Quindi il focus è proprio sulle persone e su come queste persone sono in grado di rendere viva, bellissima e fruibile per tutti questa valle, che non è soltanto il monumento a cui siamo abituati a vedere, ma in realtà si compone di mille aspetti molto spesso nascosti alla vista dei più. C'è tutta una serie di cose collegate alla produzione agricola, per esempio, che danno risalto al territorio per i prodotti, l'olio, le mandorle, il pistacchio, il vino. Ecco, dimenticavo una cosa importantissima, il fatto che la festa folcloristica del Mandorlo passi dalla città fin dentro la Valle dei Templi, e questo crea un collegamento culturale molto forte tra il territorio circostante e la valle stessa. Quindi le persone per me sono state tutte importanti, dal direttore del parco fino ad arrivare all'ultimo operatore ecologico, perché è grazie al lavoro di tutti loro che noi possiamo godere di questa valle meravigliosa. È una bellissima mostra con un taglio molto particolare che racconta i protagonisti che si muovono all'interno della Valle dei Templi. La Valle dei Templi è un bene preziosissimo che per essere mantenuto tale ha bisogno dell'impegno di tante persone, di tante professionalità, e questa mostra racconta queste persone, quello che fanno, la loro vita quotidiana, il loro impegno e il loro entusiasmo nel rinnovare il miracolo della bellezza della Valle dei Templi.